comincia ad arrivare con i lanci degli inglesi l'esplosivo nuovo, il plastico. E un gruppo di studenti di medicina, proprio no? Lì l'ho conosciuto, decidono di fare saltare delle locomotive, scambi, finché decidono di fare il colpo grosso, far saltare il ponte della gomma. Penso che ricordo anche i nomi, che è giusto farlo perché non ci sono riusciti, ma ha rischiato, è stato un atto di grande coraggio. Uno era Jack Rizzo, che stava in piazza del Grano, poi andò condotto a Mogliano. Umo Dotto, poi fu dentista, e Giacomo Perocco, nella cui casa gli era spollato a Lanceniglio. Studiava medicina, poi andò a fare legge e poi fece agricoltore. Questi partono di notte in tre, armati, con coprifuoco, partono alla piazza del Grano con l'esplosivo per andare a far saltare. Si arrampicano sopra, uno sta di guardia, gli altri scavano sotto le rotaie e imbottiscono il plastico. Mentre una miccia molto lunga, hanno avuto la fortuna ladra che nessuno non li ha incontrati, quando sono quasi in piazza del Grano sentono un boato spaventoso e contenti vanno a letto. Cosa è successo? Purtroppo non sapevano, per far saltare un coso, va messo sotto non sopra perché non ha potenza. Allora cosa ha fatto la bomba? Ha spostato un po' di sassi e ha spostato soltanto due rotaie, la mattina dopo le hanno